Allacciate il grembiule, parte Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Ed eccoci amici di Radio Chef, pronti a immergerci a pieno nell'atmosfera natalizia. Ormai manca pochissimo anche a queste feste 2023. Devo dire che l'atmosfera in Friuli Venezia Giulia si sta facendo sentire parecchio, anche attraverso tantissimi appuntamenti che proprio ci portano a vivere questo Natale, questo finale dell'anno in modo molto positivo, caloroso, e soprattutto per gli appassionati anche di questi giorni. Veramente ci sono tantissime cose da fare in questo periodo aspettando il Natale, e se avete voglia di vivere a pieno queste feste in Friuli Venezia Giulia, seguite questi nostri consigli che vi portiamo a vivere i posti giusti, gli eventi giusti e soprattutto nei luoghi bellissimi della nostra regione. E iniziamo proprio da un luogo che forse molti di voi avranno sentito anche così per vivere al meglio il Natale nella nostra regione. Ci spostiamo nel castello di Colloredo di Montalbano, che apre le sue porte questo weekend per accogliervi proprio nel Christmas Market, tra laboratori, intrattenimento, tante bancarelle di produttori e artigiani con tante idee regalo anche in occasione di questo Natale 2023, quindi un Natale fatto davvero di cuore. Ma noi ne parliamo insieme a Matteo Venuti, lui è il presidente della Proloco Colloredo di Montalbano. Matteo, buongiorno, ben ritrovato, è un piacere averti con noi. Buongiorno, è un piacere per noi essere qui con voi, grazie mille per l'opportunità. Noi solitamente ci incontriamo un po' più al caldo, nella bella location anche di Villa Manin, immersi tra le Proloco del Friuli Venezia Giulia. Oggi invece ci spostiamo direttamente a casa vostra per questo evento davvero speciale, perché ci parla di territorio e ci fa conoscere anche le bellezze del vostro territorio. Sì, a Colloredo di Montalbano per il secondo anno abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione che si chiama appunto Castello di Natale, che realizziamo noi come Proloco in associazione con la comunità culinaria del Friuli e l'associazione culturale Farm Food Culture, in collaborazione poi anche con Io Sono Friuli Venezia Giulia, l'Alveare, il Body Market e con il patrocinio ovviamente del comune di Colloredo di Montalbano. È una manifestazione molto complessa, nel senso che abbiamo voluto in questo secondo anno cercare di distinguerci e cercare di creare appunto uno spazio dedicato solamente al territorio Friuli Venezia Giulia e al territorio della zona collinare. Avremo una trentina di stand di artigiani e produttori dell'agroalimentare che saranno ubicati proprio all'interno del castello di Colloredo di Montalbano, sede attuale della comunità collinare del Friuli, e la parte esterna, la novità di quest'anno, sarà dedicata alle associazioni del territorio. Quindi cerchiamo di dare un'ampia visibilità a tutto il territorio collinare, a tutto il territorio della regione, e siamo anche marchiati Io Sono Friuli Venezia Giulia, che è un marchio fondamentale per noi per distinguere appunto i nostri prodotti. Dici benissimo, è bello anche parlare proprio del collinare, perché sappiamo essere una zona veramente ricchissima di prodotti per raccontare proprio della nostra regione. C'è qualche esempio che ci puoi fare, dato che so che a Villa Manin portate sempre cose buonissime, di quello che potremmo gustare anche in questo caso venendo in questo fine settimana a trovarvi al Castello di Colloredo? Sì, noi come Proloco organizziamo e gestiamo il nostro chiosco che proporremo appunto il frico dell'azienda Piva di Madrid di Fagagna. Avremo la polenta del Mulino Persello, ma giochiamo in casa con quello perché è proprio qua di Colloredo di Montalbano. Certo. Avremo le lumache di Colloredo, avremo anche l'hamburger e le patatine fritte per i più piccoli, ovviamente bisogna dare le esigenze di tutti, e i vini dell'azienda agricola Sant'Andrea. E penso di avere detto tutti i prodotti della zona comunque collinare. Uno degli obiettivi che ci siamo posti noi è quello di lavorare con il territorio e lavorare anche per il territorio, cioè utilizzando i loro prodotti e facendo promozione a tutti appunto i nostri partner. Questo è bellissimo, anche perché sappiamo che squadra che vince non si cambia, quindi è sicuramente un gioco in casa, ma fatto nel migliore dei modi, e poi anche un'opportunità per vivere al meglio il territorio del collinare, perché certo si può entrare in castello, anzi lo ricordo, l'ingresso è libero, quindi potete entrare e lasciarvi così coinvolgere dall'atmosfera, ma si può fare anche un bel giro scoprendo una bella passeggiata e ovviamente soffermandosi anche su qualche monumento, insomma visitando proprio e conoscendo il territorio pieno. Sì, infatti, bisogna ricordare che comunque il castello di Colloredo di Montalbano, quando sarà tutto completato, è il castello più grande in regione. Okay, noi già come Proloco organizziamo periodicamente nel periodo dalla primavera all'autunno delle visite guidate all'interno dell'area della comunità collinare, quindi già ci
proviamo diciamo ad avere dei visitatori, appunto gli facciamo vedere tutto quello che attualmente si può vedere. Quando riusciamo e quando anche la regione ci appoggia riusciamo anche a entrare nel cantiere e quindi a mostrare un po' tutto quello che c'è da vedere, ed è veramente veramente tanto. Tenete conto che una visita completa dell'intero castello dura anche 3 ore, quelle che organizziamo noi come Proloco durano circa 1 oretta e mezza, però si vede veramente tanto, c'è veramente tanto da scoprire. E questa attività di divulgazione non vi nascondo che ha fatto scoprire anche a noi della Proloco delle piccole chicche che fino a poco tempo fa non sapevamo di avere, pur abitando all'interno del paese. Quindi è veramente sarà un fine settimana ricco, sarà un fine settimana dove ci saranno anche laboratori, dove si entrerà in castello. Non potremo fare le visite per ovvie ragioni organizzative, se c'è il mercatino non possiamo fare le visite guidate, però è una grande opportunità per venire a vedere un territorio che è unico. E poi il castello sorge su una collina e il tramonto è fantastico, e poi sarà tutto addobbato a festa con le luci natalizie, e quindi sarà veramente uno spettacolo. Anche il meteo è dalla nostra parte. Ci aiuta. Grazie alla regia per darci intanto uno spunto di quello che potrete godere anche in questo fine settimana. Vi ricordo che trovate tutto anche sul sito di turismofvg.it, ma poi potete seguire anche la Proloco Colloredo di Montalbano direttamente sui social. Su Facebook vi danno tutte insomma le indicazioni e tutti gli aggiornamenti anche per vivere il territorio a pieno. Io ringrazio Matteo Venuti per essere stato con noi e ci vediamo questo weekend direttamente per scoprire le bellezze di Colloredo. Grazie a voi e vi aspettiamo a Colloredo. Non mancate quindi a questo Christmas Market. Vi dicevo, l'atmosfera natalizia è favolosa in questo periodo, quindi davvero non potete mancare. Ma noi parliamo ancora di atmosfera, di Natale, di cose belle, buone. Secondo me proprio una tazza di vin brûlé non può davvero mancare nella bella Carinzia. Ci spostiamo infatti in Austria perché con noi c'è Nicole Lazzari che ci accompagna a scoprire gli eventi che si possono vivere in questo periodo insieme a Mein Sonntag, rivista di enogastronomia e di viaggi. E quindi viaggiamo insieme a te. Nicole, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti. Oggi vi facciamo sbirciare nella nuova edizione di Mein Sonntag, l'ultima del 2023, ma anche per un certo verso la prima del 2024, essendo la prossima edizione quella di febbraio. Il clima invernale è quello che sicuramente predomina nel nostro nuovo magazine, con un bellissimo articolo sulle attività che si possono svolgere in questa stagione innevata nel Tarvisiano e nella Val Canale. Tra attività sportive e passeggiate che fanno bene all'anima in mezzo alla natura, questo territorio diciamo che è bello in realtà l'intero anno, ma con la neve è proprio tutto da scoprire e esplorare. L'inverno mostra il lato magico anche del mare però, e per rigenerarci con aria frizzante e il rumore delle onde, la nostra redazione si è spinta fino a Pirano per ricaricare le energie e riempirsi gli occhi di magnifici tramonti sull'Adriatico. Nell'articolo troverete moltissimi suggerimenti su passeggiate tra le vecchie case colorate della cittadina e curiosità sulla storia della città, la piazza e tutto ciò che la lega al famoso compositore e violinista Giuseppe Tartini. Pensate che il legame della Slovenia con questo artista è tale da dedicargli non solo un festival estivo, un teatro e una piazza a Pirano, ma bensì anche una torta che potrete gustare a Portorose in una delle migliori pasticcerie slovene, al Grand Hotel Portorož. Restando sul tema culinario, da domenica 17 dicembre troverete nel nuovo Mein Sonntag tanti consigli sui cibi che ci rendono più felici, i cosiddetti mood food. Qui avremo non solo il cioccolato, ad esempio, ma tante curiosità sui cibi che aumentano l'ormone della serotonina, ovvero quello che ci mette di buon umore. Per questo Mein Sonntag ha fornito anche alcune ricette che contengono questi ingredienti per rendere i propri lettori più felici durante le festività e nella prima parte dell'anno nuovo. Ma abbiamo anche raccolto una serie di ristoranti e chef pluripremiati dalla nota guida di ristoranti Goemio 2024, poiché in Carinzia e nel Tirolo orientale sono ben 14 i nuovi ristoranti pluripremiati che sono eccellenza gastronomica in questa regione. I ristoranti vengono segnalati con un punteggio che viene poi espresso in cappellini, i quali sono al massimo 5, ma solo 2 ristoranti in tutto il paese, in tutta l'Austria, possiedono questo riconoscimento.
La Carinzia conta oggi 58 ristoranti che hanno ricevuto da 1 a 4 cappelli e il Tirolo orientale invece ne ha 12. Sul nostro sito www.mainzontag.at trovate alcuni consigli della nostra redazione sui ristoranti carinziani segnalati da Go Emilio in questo eccezionale 2023 pieno di ristoranti premiati. Ricordo inoltre che tutti i mercatini di Natale in Austria sono aperti durante il weekend, ma che molti di questi chiuderanno ufficialmente il 23 dicembre come da tradizione. Quindi, per chi fosse interessato a visitarli, consiglio di approfittare di questo fine settimana. Per ulteriori consigli e informazioni su viaggi ed enogastronomia nella regione Alpe Adria e in Carinzia, consultate sempre il nostro sito web www.mainzontag.at. Grazie mille a tutti. Grazie alla nostra Nicole che ci porta sempre in questi meravigliosi viaggi che potete scoprire direttamente sul sito, ma io rimarrei ancora un attimino nella bella Austria Carinzia perché per la ricetta di oggi ho scelto un dolce. Sapete, io nel periodo del Natale in particolare sono molto amante dei dolci e in particolare riprendo questa brochure I menù delle feste di Radio Chef che trovate anche sul nostro sito nella sezione brochure, appunto per raccontarvi di questa bellissima e buonissima Linzer Torte, che è proprio un dolce della tradizione austriaca che secondo me non ha nulla da invidiare anche alla Sacher. Sono due gusti diversi, ovviamente scegliete voi quale portare in tavola e in che momento anche delle feste, della giornata, insomma, prepararlo. Questo è bello perché è una bella frolla, bella profumata anche da portare in tavola, e tra gli ingredienti, dato che la ricetta ce la racconta Silvia Tomasi di Conegliano, andiamo a scoprirla velocemente, poi potete vedere tutto il procedimento completo direttamente sul nostro sito. Vi serviranno 150 g di nocciole, 200 g di farina di tipo 2, 150 g di zucchero di canna, un cucchiaino di lievito, 2 tuorli, un limone, 150 g di burro, sale, un cucchiaino di cannella, latte, marmellata di ribes e mandorle a lamelle quanto basta. Io vi ricordo che per formare la frolla andrete a mischiare insieme tutti gli ingredienti che vi abbiamo fornito e impastatela bene, poi la avvolgete nella pellicola e la lasciate riposare per circa 20 minuti. Vi consiglio, come ci avevano già detto durante le nostre ultime Radio Chef Experience, di lasciare la frolla in frigorifero già un po' stesa, in modo che quando poi andate a stenderla direttamente con il mattarello non vi ritrovate con una palla che magari inizia a distruggersi, così a sgretolarsi. Quindi se anche doveste avere qualche problema, già stendendola un pochino e mettendola in frigorifero, questo già vi aiuterà. Poi la decorate come volete, mandorline intorno sul bordo per dare un po' anche quel tocco così di un po' rustico, secondo me, e con la frolla avanzata andate a realizzare le classiche striscioline, oppure potete fare qualche decorazione natalizia. È bellissima, è buonissima e potete gustarla proprio in questi giorni, magari accompagnata anche da una cioccolata calda. Ma di questa ricetta vi svelo di più tra poco, andremo a prepararla insieme in modo homemade, ma prima volevo portarvi ancora in viaggio. Questa volta andiamo in un bellissimo percorso che siamo andati a vivere, siamo stati a salutare gli amici di Villach che hanno inaugurato proprio il mercatino di Natale la scorsa settimana, e invece questa volta vi porto all'Advent Pur. Siamo a Malborghetto Valbruna, ve l'abbiamo già raccontato, e ci immergiamo proprio in un viaggio con le immagini che trovate anche sulla nostra diretta video, ed è davvero un'immersione all'interno del Natale a 360 gradi, come racconta anche Promoturismo FVG e l'incanto del Natale, questo sentiero dell'avvento. E se sognate paesaggi innevati davvero e atmosfere incantate, l'evento perfetto per voi. Immaginate di camminare per circa 2 chilometri nella magica pianura di Valbruna, illuminati dalle lanterne, con una passeggiata semplice adatta sia agli adulti che ai più piccoli. Potete veramente noleggiare la vostra lanterna, gli slittini per i più piccoli, acquistare tazze e borracce con il logo dell'Advent Pur per godervi un caldo tè lungo il percorso, e se la neve lo permette anche regalarvi un romantico giro sulla slitta trainata dai cavalli, questo con prenotazione in anticipo, lo ricordo, per chi volesse ancora per questi ultimi 2 fine settimana vivere questa atmosfera davvero così immersiva, ma soprattutto natalizia. È un percorso che è davvero amato da tutti, grandi e piccini, e che non potete perdere. Ecco, stiamo vedendo le ragazze che hanno versato per noi una bella tazza di vin brûlé, poi ci sono i mercatini che potete così anche poi visitare per un po' di calore e ovviamente per stare in compagnia. È davvero un percorso bellissimo, vi invito ad andare a scoprire di più anche sul sito di Advent Pur con il comune di Malborghetto Valbruna. Troverete tutte le informazioni, l'ufficio turistico Malborghetto Valbruna sui social vi farà scoprire di più, e non perdete questa meravigliosa opportunità nel nostro Friuli Venezia Giulia, perché non capita molto spesso di muoversi nel bosco accompagnati da una lanterna, e quindi
davvero anche quest'anno è un'emozione bellissima per farlo. Vi dicevo che volevo chiudere ancora con un'ultimissima piccola ricetta. Questa volta ci scaldiamo con una buona cioccolata calda, la prepariamo in casa. Abbiamo sentito dalla cornice di Sutrio anche la nostra Chiara Selenati con il suo blog Dezzamore, e lei ci propone la sua cioccolata calda. Gli ingredienti per una tazza sono 30 grammi di cacao zuccherato, 10 grammi di fecola di patate, 30 grammi di cioccolato fondente tritato, 170 ml di latte e panna montata, questa è facoltativa. Andrete a versare nel pentolino il cacao, la fecola e il cioccolato, aggiungete il latte mescolando con una frusta e portate direttamente a bollore. Quando comincia ad addensarsi, trasferite la cioccolata calda nella tazza e decorate con panna montata e una spolverata di cannella. Vi ho convinto a prepararla direttamente già questo pomeriggio? Comunque potrebbe essere un'ottima idea per il fine settimana. Grazie Chiara per la tua ricetta. E invece, se non volete prepararla a casa ma semplicemente godervela nel calore della bella montagna, se siete in quel di Camporosso, sicuramente i prodotti del Davit vi sapranno stuzzicare in questi giorni. Anche qui il paesaggio invernale, freddo, ma un buon panino con un super affettato, come stiamo vedendo così nella nostra diretta, preparato al momento con ingredienti freschissimi, oppure un'ottima fetta di dolce, dalla torta di carote, la torta fatta con i frutti rossi, una buona torta di cioccolato, oppure così anche la crostata di susine. Veramente ci sono tantissime idee davvero per tutti, oppure una classica fetta di strudel di mele e non si sbaglia mai. Potete gustare tutto questo al Davit. Come vi dicevo, una buona tazza di cioccolata calda, di vin brûlée, immersi anche qui nell'atmosfera del Natale, sarà quello che vi serve proprio in questi giorni, o perlomeno serve a me, e quindi lo consiglio anche a voi. E per la nostra puntata, ricordandovi che potete seguire il Davit anche sui social per tutte le novità, da Radio Chef è tutto. Noi ci troviamo domani ancora per immergerci nel Natale a 360 gradi. Non mancate, vi aspettiamo con tantissime ricette anche sul nostro sito radio.0.it. Ciao a tutti e buon pranzo!